Eravamo a casa di un mio collega, amico, e all'improvviso ci telefonavano a casa e la mamma della bimba, preoccupata, ci faceva presente che la figlia era rimasta chiusa in auto. Sono le 16:30 di domenica quando, in via Armistizio a Padova, arriva questa richiesta d'aiuto. Non ci sono scelte, con le temperature di questi giorni bisogna agire e in fretta e i tre colleghi, tre agenti di polizia penitenziaria, non perdono tempo. La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato i vigili del fuoco, erano le 16:30 subito. Poi abbiamo fatto una seconda chiamata alle 16:42. Abbiamo visto che comunque la bimba stava iniziando a soffrire, avere dei rossori, piangeva. Siamo intervenuti subito a rompere il vetro dell'auto in modo sicuro che la bimba non si facesse male e mettere in salvo la bimba e far stare tranquilla la mamma che comunque era molto preoccupata e agitata. È una storia a lieto fine questa, la bambina, circa 3 anni, sta bene e non è dovuta ricorrere nemmeno alle cure del pronto soccorso. La mamma non finisce di ringraziare i tre baschi azzurri, agenti che, anche se liberi dal servizio, ha sottolineato Giovanni Vona, segretario del SAPE per il Triveneto, non hanno esitato a mettere a disposizione professionalità, equilibrio e coraggio per tutelare la vita delle persone e questo va riconosciuto. Noi siamo pronti ovviamente con il nostro lavoro che svolgiamo in Polizia Penitenziaria ad ogni evenienza, ciò che succede tutti i giorni all'interno degli istituti, quindi siamo pronti al tutto. No, non siamo eroi, siamo persone normali come tutti, quindi siamo solo pronti ad ogni evenienza.